9 € l'ora di salario minimo per tutti. È questa la richiesta del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. A supporto dell'iniziativa parlamentare è stata anche attivata una raccolta firme possibile sia di persona che online. Sul sito www.salariominimosubito.it e trova le indicazioni e anche il modello, perché basta, è semplice comunque. Sostanzialmente ci sono decine di contratti, tra l'altro quelli pirata comunque, che comunque anche il sindacato fa fatica a difendere. Sono piccoli contratti, la vigilanza, settori un po' piccoli che fanno fatica ad arrivare a una contrattazione che riporti il minimo sopra i 9 €, perché molti addirittura non riescono a contrattare cifre superiori ai 9 €. Il governo ha rilanciato proponendo il CNEL per uno studio. CNEL, la cui presidente è stata affidata all'ex ministro veneziano Renato Brunetta. A parte la figura di Brunetta che ha già fatto il ministro della funzione pubblica, io me lo ricordo benissimo, non è stato il massimo. Quindi, però il CNEL ha compiti di studio, sì, ma dal punto di vista della proposta politica generale è il governo, il Parlamento che deve discutere di questa questione. Il CNEL può fare le sue osservazioni, certamente, ma mi pare che le abbia già fatte, però insomma mi pare che il precedente Presidente abbia dichiarato che invece è una proposta necessaria e giusta.